Amici di Volley Veneto Benacus, ben ritrovati per questa sesta giornata del girone di ritorno tra la trasferta di Montecchio Maggiore tra Anodica Scaligera e Volley Veneto Benacus, valida per la sesta giornata del campionato di Serie C Girone B Regione Veneto. La formazione di Adriano P questa sera affronta una squadra che sulla carta potrebbe essere una squadra facile, ma come abbiamo visto tante volte in questo campionato, niente è facile, niente è regalato, niente è scontato. Non abbiamo ancora ovviamente gli sestetti delle due formazioni, allora io vi leggo i roster delle due squadre, partendo dalla squadra dei padroni di casa di Anodica, con il numero 1 Petrocchi, con il numero 2 Ponti, con il numero 3 Bartolini, con il numero 4 Ziggiotto, con il numero 5 Croce, con il numero 6 Casarotto, con il numero 9 Tommaso Meggiolaro, con il numero 10 Riccardo Meggiolaro, con il numero 15 Roncolato, con il numero 16 Garda, 19 Gallina Gabriele, il palleggiatore. Risponde il Volley Veneto Benacus, con il numero 1 Albertini, con il numero Mottarano, con il numero 4 Garrò, con il numero 5 Bellinazzi, con il numero 6 Leonardo Spara, con il numero 7 De Giorgio, con il numero 8 Soprano, 9 Cristian De Agostini, il capitano, 10 Ivan Zibelonghi, 11 Michele Viola, 12 Sasha Tarocco, 13 Albrigo Tommaso, 14 Mazzola Tommaso, 16 Davide Gatti. Stiamo guardando le due formazione tipo per Volley Veneto Benacus, con Garrò al palleggio in diagonale, all'opposto Davide De Giorgio, centrali Cristian De Agostini e Tommaso Albrigo, a schiacciare Sasha Tarocco e Tommaso Mazzola, libero Michele Viola, mentre nella formazione dell'Anodica Scaligera abbiamo il numero 19 del palleggio Bellina, in opposizione al giocatore numero 15 Roncolato. No, poi abbiamo il numero 1, il numero 10 Petrocchi e Meggiolaro e Bartolini e Croce, libero il giocatore, dice riesco a individuare il numero della maglia del giocatore libero della formazione dei padroni di casa. Il giocatore con il numero 2 è Ponte Alessandro. Vediamo a chi andrà il pallone. Al servizio la formazione veronese, al servizio la squadra di casa, vediamo chi andrà al servizio. Il palleggiatore, il numero 19, Gabriele Gallina. Siamo in attesa del via dell'arbitro. Ecco, partita, un minuto di silenzio. Rispettato il minuto di silenzio in ricordo delle vittime del naufragio che ha colpito una barca di persone che stavano scappando ai loro paesi di origine con tanti bambini a bordo. Ritorna in campo le due formazioni, al 19 Gallina al servizio, l'eccezione della formazione veronese con Tarocco, Mazzola e Viola pronti.
battuta al salto, Michele Viola, Filippo Garrò, primo tempo di Tommaso Albrigo, 1-0 per la formazione di Volley Veneto Benacus, che inizia con un attacco da zona centrale del campo con il numero 13 Tommaso Albrigo, è proprio l'autore di questo punto che si porta fuori dal campo per il suo servizio. Battuta in flotte per Albrigo, buona la ricezione del libero, errore del centrale, il giocatore numero 3 della formazione di Anodica Scaligera, Alessandro Ponte, che permette il 2-0 alla formazione di casa. Ancora Albrigo al servizio. Murato, la palla ancora nel campo di Anodica, possibilità di attacco da posto 2, pallonetto, Garrò, Mazzola la alza per Tarocco che passa 3-0. 3-0 al momento, buona difesa con i muri e ancora Tommaso Albrigo al servizio. Parte bene la squadra di mister Adriano Fini in questo primo set. Questa volta il pallone di Albrigo esce dal campo, 3-1, cambio campo, cambio palla, al servizio il giocatore numero 5 Tommaso Zicciotto. Mazzola, Garrò, De Giorgio, Murato, 3-2. Formazione di casa si riavvicina in questo inizio di primo set, 3-2. Tarocco, Garrò, Tarocco, 3 pari. Secondo errore consecutivo in attacco dei ragazzi di Adriano Fin. Ancora il giocatore numero 5 al servizio, Gabriele Croce. Tarocco, Garrò, De Giorgio questa volta mette giù il 4-3, attacco dell'opposto veronese. È proprio l'autore del punto che va fuori dai 9 metri per il suo turno di servizio. Buona la ricezione del libero dei padroni di casa. La palla nel campo di Volley Veneto. Buona la difesa della squadra di Anodica, attacco Michele Viola. La palla ancora nel campo di padroni di casa. Viene chiamato a invasione a muro dei giocatori di Volley Veneto. E il punteggio è in perfetto equilibrio in questo inizio di primo set, 4 pari. Al servizio Bartolini, il centrale della squadra di casa. In float su Mazzola, Garrò. Primo tempo di Cristian De Agostini, 5-4. Sasha Tarocco al servizio. Buona la ricezione. Primo tempo, attacco del centrale, giocatore numero 1 Petrocchi. Garrò, De Giorgio, la palla fuori. 6-5.
Bell'attacco di De Giorgio, in pipe da 1-2 e porta a 6 punti per Volley Veneto. Cristian De Agostini, il capitano della formazione di Adriano P, che si prepara al suo servizio. Sei pari, non riesce la difesa di Tarocco nell'attacco di Anodica Scaligera. Viola, Garro, Mazzola, la palla. Punto per Volley Veneto, c'è stata un'invasione di campo. Sette a 6, perfetto equilibrio intanto in questo momento tra le due formazioni. Otto a 6 sono delle 8 a 6, primo arbitro affida il pallone a Volley Veneto. Sinceramente io non ho visto, eravamo troppo lontani dal campo per poter giudicare il pallone. Ancora Filippo Garro al servizio. La 8 a 7. Viene chiamata invasione. Al servizio il giocatore numero 1, Petrocchi, il centrale di Anodica Scaligera. Mazzola mette giù un bel lungolinea, 9 a 7. È proprio l'autore del punto, Mazzola, che si porta fuori dai 9 metri per il suo servizio. La palla ancora nel campo di Anodica, batti e ribatti. Punto del palleggiatore Gallina. 8 a 9. Un secondo tocco veloce che ha spiazzato i ragazzi di Volley Veneto. Palla fuori, 8 pari, ancora 9 pari, scusate. Un po' sulle montagne russe Volley Veneto Benacus, che sembra voler partire in quarta, poi anella qualche errore. Michele Viola, Filippo Garro. Grande attacco di Sasha Tarocco da posto 4, 10 a 9. Tommaso Albrigo al servizio. Pallone fuori, errore, 11 a 9. Errore in attacco del giocatore da posto 2 che aveva cercato il diagonale stretto buttando fuori il pallone. Ancora Albrigo al servizio. Palla fuori, 11 a 10. Sembrava dentro dalla nostra posizione del campo, ma l'arbitro sicuramente ha messo meglio di noi. Mazzola, Garro, Tarocco. Free ball nel campo di Volley Veneto, Michele Viola, Garro, De Giorgio, e questa volta il mani fuori
dell'opposto di Volley Veneto, 12-10. L'autore del punto De Giorgio fuori dai 9 metri per il suo servizio. (13-10). Incomprensione tra il centrale e il palleggiatore dei padroni di casa che non si sono capiti e concedono la formazione di Volley Veneto Benacus di portarsi sul +3, 10-13. Ancora De Giorgio al servizio. Questa volta la palla di De Giorgio cade sulla rete, 13-11. Al servizio il centrale di Anodica Scaligere, il giocatore con il numero 3, Mazzola, Garro, De Agostini, Viola, Garro, De Giorgio la mette giù, 14-11. Sasha Tarocco viene al servizio. Buona la ricezione sul servizio potente Michele Viola. Garro, primo tempo, Cristian De Agostini, ma riescono a recuperare. Tocco a muro 2 di De Agostini e Garro spiazza Sasha Tarocco, 12-14. Al momento stiamo assistendo a una piacevole partita tra due formazioni che in questo momento comunque stanno facendo vedere delle belle cose in campo. Servizio out del giocatore di Anodica, 15-12. Cristian De Agostini, la formazione di Volley Veneto avanti di 3 punti in questo primo set. Flot, buona la ricezione di Anodica che attacca con un bel primo tempo. De Agostini, bella diagonale che riesce a recuperare. Mazzola però deve regalare il free ball dalla parte di... Ancora la parte di... Viene chiamata doppia per il palleggio in doppia di Garro Filippo. 13-15, peccato perché avevamo fatto un'ottima difesa sui due attacchi di Anodica Scaligera. 13-15, ancora più 2 per Volley Veneto Benacus. De Giorgio, 16-13. Un altro attacco da Pipe da 1-2 dell'opposto veronese che porta a +3 e concede al palleggiatore regista Filippo Garro di andare fuori dai 9 metri per il suo servizio. Errore dell'opposto di Anodica Scaligera, il giocatore numero 15 Roncolato, che butta sulla rete il suo attacco e permette a Volley Veneto di andare sul +4, 13-17. Ancora Garro al servizio. Ancora un flot. Un grande muro di Davide De Giorgio, 13-18. Vediamo se la panchina di Anodica Scaligera chiamerà time out. Così è, time out chiesto dalla panchina dei padroni di casa. Noi ne approfittiamo per darvi i risultati delle altre partite che si sono già giocate. Monselice Piove 1-3, Padova Cornuda 3-1, Venezia Sefamo 3-0. Questa sera giocheranno anche Olimpo a volley e Bassano a stravolley, per una classifica che naturalmente vede Volley Veneto 48 punti, primo in classifica, secondo Bassano
a seguire a 41, terzo Venezia a 36, una partita ovviamente quarto partito a 31, ma le interessanti in questo campionato sono le zone calde della classifica, dove con una partita in più Padova si trova a 21 punti, a -1 da Astra Volley, che questa sera incontra Bassano, quindi potrebbe esserci veramente una rivoluzione in fondo alla classifica per la salvezza. Garrò Filippo al servizio. Buona la ricezione di Anodica che attacca. Viene chiamato, non ho capito che errore ha chiamato l'arbitro. Trattenuta forse, non ho visto la mimica del suo braccio. 13-19. Ecco che l'arbitro dà autorizzazione alla rimessa in gioco per Filippo Garrò. Errore dell'opposto, il giocatore numero 15 Roncolato, che smanaccia fuori un pallone datogli anche bene dal palleggiatore Gallina, ma proprio ha incocciato bene la mano, ha incocciato malissimo la mano. Il pallone è uscito dritto per dritto fuori dal campo. 13-20. Ancora Garrò al servizio, buona la ricezione. 14-20, errore di Tommaso Mazzola. Al servizio il giocatore numero 1 Pietro Petrocchi, centrale della formazione di Anodica Scaligera, squadra qua di Montecchio Maggiore. Di Mazzola da posto 4, 21-14, 7 punti di distanza tra le due formazioni. Tommaso Mazzola al servizio. Mazzola, 14-22, zona di conflitto tra 5 e 6, non si muovono i giocatori di Anodica e Mazzola con il suo ace è a +8, 14-22. Stavolta Mazzola butta fuori ampiamente il pallone, 15-22, +7 per i ragazzi ancora di Volley Veneto Benacus. Al servizio Gabriele Gallina, il palleggiatore regista della formazione di Anodica. Mazzola, Garrò, Tarocco. Bella lungolinea che spiazza un no look, che spiazza la difesa avversaria. Sostituzione, esce Tommaso Elbrigo ed entra Davide Gatti nel turno di servizio. Sul 23-15, classica sostituzione del centrale che abbiamo visto in tantissimi match da parte della formazione di Volley Veneto Benacus. Time out chiesto dalla panchina dei padroni di casa, 30 secondi di pausa. Rientrano in campo le due formazioni dopo i 30 secondi di timeout discrezionale chiesto dalla panchina dei padroni di casa. Davide Gatti fuori dai 9 metri per il suo turno di servizio.
Flot, buona la ricezione, possibilità di attacco. Mazzola, Garrò, Tarocco, e questa volta Tarocco butta fuori il pallone. Davide Gatti esce al posto di Michele Viola. Rientra il libero della formazione veronese a difesa del Fortino, dei ragazzi benacensi. 16-23. Primo tempo di Cristian Di Agostini, 16-24. Sostituzione, esce Davide De Giorgio ed entra Marco Bellinazzi al turno di servizio. Anche questa sostituzione siamo stati nel corso del campionato abituati a vederla. Al turno di servizio dell'opposto entra il palleggiatore Marco Bellinazzi, che con il suo Flot riesce tante volte a mettere in difficoltà le squadre avversarie, compreso questo servizio. Palla nel campo di Volley Veneto. Grande recupero della formazione di Anodica Scaligera, e c'è ancora un muro di Filippo Garrò e Cristian De Agostini, che chiude il primo set con il punteggio di 16-25, 3 minuti di pausa. Ecco qua rientrano in campo le due formazioni. Stavo guardando se ci sono delle modifiche nelle squadre. Volley Veneto no,
Vediamo se nella squadra di Anodica Scaligera ci sono dei cambiamenti. È entrato il giocatore con il numero 4 Bartolini Gabri, no scusate, Zigiotto Tommaso. Al posto, vediamo di chi, al posto del giocatore numero 1 Petrocchi, quindi esce il giocatore numero 9, forse non ho capito bene, entra il giocatore numero 10, no, lo schiacciatore c'era anche prima, aveva fatto entrare il 9 Meggiolaro, ma poi Tommaso invece poi è rientrato il 10 Meggiolaro Riccardo. È stato un errore veramente era stato un errore nella scrittura del sestetto di partenza, perché il giocatore Meggiolaro Riccardo esce ed entra Meggiolaro Tommaso. Mazzola al servizio. Palla nel campo di Volley Veneto, Filippo Garrò la alza per Carocco e la mette giù in diagonale, annulla poi il giocatore con il numero 5 Gabriele Croce di mettersi nella sua diagonale, non riesce a trattenere il bagar nel campo. 1-0 per Volley Veneto Benacus. Ancora buona la ricezione nella possibilità di attacco dell'opposto. Secondo errore dell'opposto di Anodica Scaligera, che sparacchia il pallone in tribuna. 2-0. Tommaso Mazzola al servizio. Zona di conflitto tra 1 e 6 tra il libero e il giocatore numero 9 Meggiolaro Tommaso. Nessuno dei due interviene per prendere il pallone e permette alla formazione di Volley Veneto di andare in questo secondo set sul 3-0, quando al servizio c'è ancora Tommaso Mazzola. Ace di Mazzola. Time out, chiesto subito la panchina di Anodica, che vede la sua squadra un pochino in difficoltà in questo inizio di secondo set. Ancora Tommaso Mazzola, 4-0, 1-0 il conto dei set, col punteggio di 16-25 chiuso il primo parziale. Questa volta il pallone di Mazzola è ampiamente fuori, 4-1. Gabriele Gallina fuori dai 9 metri per il suo servizio, il palleggiatore di Anodica Scaligera, che ha fatto vedere nel primo set di avere un servizio bello e potente. Questa volta accorcia. Primo tempo di Tommaso Aldrigo. Comunque Gallina aveva ingannato la difesa veronese
con questo suo pallonetto aveva messo in difficoltà la ricezione. Michele Viola ci è arrivato con un tuffo e Tommaso El Brigo fuori dai 9 metri quando la squadra di Volley Veneto Benacus è avanti di 5 punti a 1. Free ball nel campo di Volley Veneto, Tommaso El Brigo, Garro, Davide De Giorgio, 6 a 1. Ancora El Brigo al servizio. Questa volta errore al servizio di El Brigo. 6 a 2. Al servizio il giocatore numero 5, lo schiacciatore Gabriele Croce. Anche lui battuto al salto. Primo tempo di Cristian D'Agostini, 7 a 2. Subito il cambio palla da una parte all'altra. E fuori dal campo va all'opposto di Volley Veneto Benacus, Davide De Giorgio. De Giorgio la butta via. Occhio a 3, scusate. Sasha Tarocco al servizio, 8 a 3. Palla sulla rete, 8 a 4. L'opposto di Astrovolley, il giocatore numero 15, Cristian Roccolato, che si appresta a rimettere in gioco il pallone. 4 a 8. Pallone fuori. 4 a 9. Differenza del primo set, questo inizio di secondo set, non abbiamo visto ancora delle buone giocate sia da una parte che dall'altra, mentre nel primo set, essendo stato più combattuto, abbiamo visto anche comunque degli ottimi palloni. (10 a 4). È chiamata fuori l'attacco del giocatore di Anodi Castelligero da posto 4. Ancora Cristian D'Agostini al servizio. Secondo punto del palleggiatore di Anodi Castelligera, Gabriele Gallina, che ci ha regalato una palla veloce sia nel primo set che nel secondo. 5 a 10. E permette alla sua formazione di portarsi sul meno 5 e mandare al servizio il suo compagno di squadra, il giocatore con il numero 9, Meggiolaro Tommaso. Mazzola mette giù da posto 4 il pallone del 11 a 5 e manda il palleggiatore regista di Volley Veneto Benacus, Filippo Garro, al servizio. Fuori dai 9 metri. Garro ci è sempre abituato con un servizio in float molto fastidioso, che tante volte ha messo in difficoltà le difese avversarie. La palla ancora nel campo di Anodica, possibilità di attacco.
Attacco del giocatore numero 5 Gabriele Croce. Sasha Tarocco non si avvede che il pallone stava uscendo, interviene con la mano e concede ai padroni di casa il meno 5, mandando al servizio il giocatore numero 7 Milo Casarotto. Di Giorgio porta 12 punti per la formazione ospite, 12-6. Tommaso Mazzola al servizio, 6-12. Non si è capito con lo schiacciatore, con il giocatore numero 9 Meggiolaro, aveva chiamato il pipe Gallina, Meggiolaro non è intervenuto, la palla è caduta sul campo, 13-6. Mazzola ancora al servizio, palla fuori, 7-13. Pallone molto lungo anche da parte di Gallina, 7-14. Esce Gallina ed entra il giocatore con il numero 16, se non erro, Michele Garda. Sostituzione anche per Volley Veneto. Ace per Volley Veneto, 7-15. Cambiato anche il palleggio nella formazione veronese, è entrato Marco Bellinazzi al posto di Filippo Garrò. Time out discrezionale chiesto dalla panchina di Anodica Scaligera quando il punteggio è su 7-15, 30 secondi di pausa. Ancora il Brigo fuori dai 9 metri nel suo turno di servizio quando la partita è in favore di Volley Veneto Benacus con il punteggio di 15-7, 16-25. Ricordiamo il primo set. Ancora il Brigo, ancora in flotte, buona la ricezione, possibilità di attacco, doppia del palleggiatore con il numero 16 Michele Garda. Sostituzione, esce Cristian De Agostini ed entra Davide Gatti. Ancora al Brigo al servizio, ancora in flotte sul libero della formazione di casa che attacca con il giocatore che adesso va al servizio, il giocatore con il numero 5 Gabriele Croce, quando siamo sull'8-16.
Rocco Mazzola e Viola pronti per la ricezione. Nei 3 metri abbiamo Bellinazzi, Gatti e De Giorgio. E Gatti porta a 17 i punti con un bel attacco nel posto 3 e permette all'opposto veronese Davide De Giorgio di andare fuori dai 9 metri per il suo turno di servizio sull'8-17. Flot di De Giorgio, attacco del centrale il giocatore numero 4 Zicciotto Tommaso, 8-17, 9-17. Palla nel campo di Anodica Sfoligera che ha la possibilità di attaccare. Michele Viola. Viene chiamata invasione. 10-17. Ancora Zicciotto al servizio. Mazzola. Bellinazzi 11-17, anche qui un errore questa volta di Bellinazzi che non si capisce con i suoi attaccanti e butta il pallone dall'altra parte. Ne approfittano subito i giocatori di Anodica per avvicinarsi portandosi sul -6. La palla in campo ancora di Anodica. Questa volta Tarocco la mette giù, il 18-11. C'è stata un po' di confusione in questi 2-3 palloni. L'autore del punto Sasha Tarocco, che ha risolto questa ingarbugliata situazione, va fuori dal campo sul punteggio di 11-18. Buon servizio, buona la ricezione, possibilità di attacco nell'opposto, palla free ball nel campo di Anodica Scaligera e ancora Gatti che porta a 19 punti. Errore da matita rossa per Anodica che aveva la possibilità di accorciare ancora, invece ha gettato il pallone dall'altra parte. 11-19. Ancora Tarocco a servizio. Palla sulla rete, 12-19. Vediamo che andrà fuori dal campo l'opposto di Anodica Scaligera, giocatore numero 15, Cristian Roncolato. Mazzola che viene fermato dal muro, la possibilità di attacco di Anodica. Michele Viola che riesce a recuperare il pallone, non si muovono Tarocco, non si muove De Giorgio, non si muove Bellinazzi. 13-19. Ancora Roncolato al servizio. Questa volta la palla cade sulla rete, 13-20. Gatti Davide al servizio, il flot, buona la ricezione, possibilità di attacco. Tarocco riesce a recuperare.
Mazzola, vediamo se riescono a recuperare i giocatori di Anodica, regalando una fribola nel campo di Volley Veneto. Bellinassi che mette giù dall'altra parte direttamente 21-13. Ha ingannato la difesa con questo secondo tocco e anche Bellinassi entra a referto. Ancora Gatti, Davide al servizio. Ricezione buona di Anodica che ha la possibilità di attaccare. Cerca di metterci una mano a Sasha Tarocco sull'attacco del giocatore numero 9 Tommaso Mezzolaro da posto 4, non riuscendoci e concedendo alla squadra ospiti di portarsi sul 14-21. 7 punti di distanza ancora tra le due formazioni. Battuta e salto, buona difesa di Michele Viola, Bellinassi la dà per De Giorgio che cerca il mani fuori, 14-22, molto potente l'attacco di De Giorgio da posto 2 e sono 8 punti di distanza e poi fuori dai 9 metri sta proprio Bellinassi. Buona la ricezione, possibilità di attacco. L'attacco ancora del 9 come si chiama Mezzolaro Tommaso, 15-22. Al servizio il centrale, il giocatore numero 7 Milo Casarotto con 7 punti da recuperare, ancora Anodica Scalica. Tarocco, Bellinassi, Mazzola mette giù il punto del 23-15. È proprio l'autore del punto Mazzola che si porta fuori dai 9 metri per il suo servizio. Sparacchia lontanissimo Mazzola. Un servizio inguardabile, 16-23. Pallone che è partito proprio direttamente per la tangente. 16-23, servizio la formazione ospite con il di casa con il numero 16 Michele Garda. C'è ancora la palla nel campo di Volley Veneto, possibilità di attacco di Anodica. Ed è il muro di Sasha Tarocco che mette il 24-16. Grande muro sull'attacco dell'opposto Roncolato Cristiano. Il pallone poi è salito in cielo per cadere nel lato lungo dall'altra parte del campo, spiazzando i difensori di Anodica Scaligera. Al servizio Tommaso Albrigo. Del centrale, il giocatore con il numero 4 Zigiotto, 17-24. Fuori dai 9 metri sta andando lo schiacciatore Gabriele Croce, che come nei turni precedenti ha sempre fatto un servizio bello potente. La palla ancora nel campo di Anodica. Viene chiamata la doppia del palleggiatore con il numero 4 Zigiotto che va a inficiare il possibile attacco dei padroni di casa. Il punteggio si chiede sul 17-25. 3 minuti di pausa.
Siamo nel corso del terzo set, formazione di Volley Veneto Beinacus avanti per 3-1. Ancora free ball nel campo di Anodica Scaligera. 3-2. De Giorgio purtroppo cade per terra, concedendo al giocatore con il numero 15 Roncolato di portare a casa il punto. Pallone fuori, 3 pari. De Giorgio. Errore di De Giorgio da posto 2. La formazione di Volley Veneto è entrata in campo con 2 novità. Titolari il centrale Gatti ed Edoardo Soprali, uno al posto di Tommaso El Brigo e il secondo al posto di Sasha Tarocco. Butta il pallone sulla rete il giocatore di Anodica Scaligera, concedendo la formazione di casa di andare sul 4-3. È proprio il nuovo entrato in questo set, no, invece Edoardo Soprali ritorna al suo posto, esce Davide De Giorgio. Lotta di De Giorgio. De Agostini con un tocco malandrino butta il pallone di là, su una pessima ricezione della formazione di Anodica Scaligera, che non riesce a tenere in campo il float di Davide De Giorgio. 5-3. Buona la ricezione, possibilità di attacco. Michele Viola non riesce a trattenere il diagonale del giocatore che ha attaccato da posto 4. Il giocatore con il numero 9, il giocatore entrato nel secondo set, Tommaso Meggiolaro. 5-4. Michele Viola, Filippo Garrò, Edoardo Soprali. Bell'attacco in diagonale, scusate, del mancino di Volley Veneto Beinacus, in lungolinea volevo dire. È proprio l'autore del punto che finalmente adesso esce dai 9 metri per il suo servizio. Purtroppo il suo pallone cade sulla rete. 5-6. Al servizio l'opposto di Anodica Scaligera, Cristian Roncolato. Mazzola non riesce a tenere il punto e Roncolato fa il primo ace, credo, della sua partita. 6 pari, perfetto equilibrio. Ancora Roncolato, questa volta butta il pallone abbondantemente fuori dal campo. 7-6. Cristian De Agostini è il turno di servizio, esce Michele Viola ed entra Davide Gatti nella rotazione del centrale con il libero. Bell'attacco da posto 4 del giocatore di Anodica Scaligera, un bel lungolinea. Sette pari. 7 pari. Esce Cristian De Agostini. Rientra in campo il libero Michele Viola. Pallone fuori, 8-7. Filippo Garrò al servizio. Avanti di un punto per Volley Veneto Beinacus. Palla sulla rete, 8 pari.
Al servizio il centrale, giocatore numero 7, anche lui entrato nel corso del secondo set, Milo Casarotto, all'inizio del secondo set, è rimasto in campo anche per il terzo. Michele Viola, Filippo Garrò, primo tempo di Davide Gatti, 9-8. Tommaso Mazzola fuori dai 9 metri per il suo servizio. Nove a 8. La palla non passa, 9 pari. De Giorgio regala una free ball nel campo di Anodica, che ha la possibilità di attaccare, e questa volta l'errore nella zona centrale del campo. 10-9. Anodica aveva la possibilità di portarsi +1, ha sprecato malamente il giocatore di Anodica buttando il pallone fuori dal campo. 10-9. Davide Gatti. 11-9, Davide De Giorgio risolve la situazione su una palla vagante. Ancora Davide Gatti fuori dai 9 metri. Questa volta la palla non passa. 10-11. Rientra Michele Viola, ed esce Davide Gatti. La palla nel campo di Anodica. Errore in attacco del giocatore di Anodica Schelegera, che sparacchia il pallone un paio di metri fuori dal campo e permette a Davide De Giorgio di andare fuori dai 9 metri per il suo servizio. 10-12. Una bella palla veloce, giocata da posto 4, permette ad Anodica Scaligera di accorciare le distanze sull'11-12. Sicuramente un set più combattuto rispetto al precedente, dove Volley Veneto aveva comandato in lungo e in largo. Cristian De Agostini, 13-11. Edoardo Soprali ancora sulla rete, seconda rotazione, secondo errore al servizio dello schiacciatore di Volley Veneto Benefis. Entra Albertini ed entra Scora Leonardo. Albertini al posto di Soprali e Scora al posto di De Giorgio. Cambia 2 bocche di fuoco mister Adriano Fin, facendo entrare l'opposto di riserva Squara Leonardo e Luca Albertini al posto di Edoardo Soprali, quando il punteggio è sul 12-13. (14-12). Rientra Davide Gatti, esce Cristian De Agostini, Michele Viola che accompagna
si siede in panchina nel turno di rotazione del centrale libero. 12-14. Ricordiamo i primi due set vinti 16-25 e 17-25. Un po' di difficoltà nella ricezione, free ball nel campo di Volley Veneto. Gatti, Garro, la palla ancora nel campo di Anodica Scaligera, un po' di confusione. Spara Leonardo, non arriva a recuperare il pallone. 13-14. Siamo sempre lì. Ancora Anodica Scaligera al servizio, 13-14. Mazzola. Albertini alza per Mazzola che la mette giù per diagonale, buona la ricezione, possibilità di attacco. Muro Veronese che però esce. 14 pari, perfetto equilibrio in questo terzo set per la squadra di Adriano Fini e Anodica Scaligera. Al servizio il giocatore numero 9 Tommaso Meggiolaro. Pallone fuori di Meggiolaro, 15-14, Volley Veneto. Filippo Garro al servizio. Michele Viola. Garro la alza per Mazzola che la mette giù 16-14. Palla ancora nel campo di Volley Veneto. La palla ancora giocabile. Brava la diagonale di Michele Viola. Spara Leonardo, la butta di là, palla ancora giocabile. 14-15, 15-16. Abbiamo visto un bel scambio da una parte e dall'altra. Viene chiamata invasione. 17-16. Mazzola al servizio, palla sulla rete, 16-17. Michele Viola, Garrola alza per Albertini. 17 pari. Mazzola, Garro, Albertini, la palla ancora nel campo di Anodica che ha la possibilità di attaccare. Mazzola, free ball nel campo di Anodica Scaligera, non si sono capiti i giocatori veronesi. 18-17, per la prima volta Anodica va in vantaggio di un punto.
Mazzola, Garro, Squara Leonardo, 18 pari. De Agostini rientra in campo, fuori dai 9 metri va Gatti, (18 pari), terzo set, 2-0 per Volley Veneto Benacus. Palla fuori, 19-18. Errore in attacco dei ragazzi di Anodica Scaligera, squadra di Montecchio Maggiore, che sparacchiano il pallone del possibile sorpasso, 19-18. Invece Volley Veneto ne approfitta e si porta avanti di 1, con ancora Davide Gatti fuori servizio. Pari, 19 pari. Il muro di Leonardo Squara è fuori dal rettangolo di gioco. Al servizio il schiacciatore con il numero 5 Gabriele Croce, sulle squadre in equilibrio sul 19 pari. Albertini, Garro, muro su Squara, 20-19. Riesce Squara Leonardo e rientra Davide De Giorgio. Mazzola, Garro, De Agostini, 20 pari. De Giorgio, buona la ricezione, possibilità di attacco, muro a 2, la palla ancora nel campo di Anodica Scaligera. Mazzola, Garro, Cristian De Agostini, 21-20. Rientra fuori dai 9 metri l'opposto Davide De Giorgio, ancora in float, buona la ricezione, possibilità di attacco. Albertini le regala un free ball dalla parte di Anodica, 21 pari. Equilibrio in questo finale di terzo set, con Volley Veneto avanti 2-7-0. Mazzola, Garro, ancora De Agostini, 22-21. Albertini al servizio. Ventidue pari. Roncolato al servizio.
La palla ancora nel campo di Anodica Scaligera. Ancora nel campo di Anodica con la possibilità di attacco. 23-22 nel momento topico del set. Anodica si porta avanti di 1. Time out chiesto dalla panchina di Volley Veneto Benacus. Rientrano in campo le due squadre con Anodica avanti di 1 punto in questo terzo set, 23-22. Albertini, Garrò, Mazzola, la palla ancora nel 24-22. Anodica Scaligera con la possibilità di chiudere il set sul 24-22. Un altro time out chiesto da Adriano Fin. Mazzola, Garrò, Mazzola chiude il 23-24. Esce Cristian De Agostini per il suo servizio, rientra Davide Gatti nei 3 metri assieme a Garrò e Mazzola. Questo servizio sono legate alle speranze di recupero dei ragazzi di Volley Veneto Benacus. A 23 e dopo un filotto incredibile Volley Veneto Benacus perde il settimo set di questo campionato con il punteggio di 25-23. Si va al quarto set.
Eccoci qua sul punteggio di 2-1 con i parziali di 16-25, 17-25 e 25-23. Mazzola al servizio, buona la ricezione della formazione ospite. La palla ancora nel campo di Volley Veneto. De Giorgio, grande difesa, ma la palla ancora nel campo di Volley Veneto. Ancora grandissima difesa dei ragazzi di Anodica Scaligera, che hanno la possibilità di riattaccare. Riattaccano con il giocatore numero 5 Gabriele Croce e si portano sul 2-0 in questo quarto set. Al servizio il giocatore numero 16 Michele Garda. Mazzola, Garocco che cerca il mani fuori, 2-1. L'attacco da posto 4 del Veronese permette a Tommaso Elbrigo di uscire dai 9 metri per il suo servizio. Ancora Elbrigo al servizio, buona la ricezione, possibilità di attacco. 3-1. La palla. Viene chiamato punto per Volley Veneto Benacus. Ho visto la mimica dell'arbitro, probabilmente l'ha trattenuta il giocatore numero 15 l'opposto secondo la valutazione arbitrale, quindi 2 pari. Il giocatore numero 15 Roncolato. Tre a 2. Attacco fuori dal campo del giocatore da posto 2. Ancora Elbrigo fuori dai 9 metri per il suo servizio. Palla fuori, 3 pari. Al servizio Gabriele Croce. Buona la difesa avversaria. Viene chiamato il tocco 4 a 2, 4 a 3 per Anodica Scaligera, che sembra entrata in campo con un altro piglio rispetto ai primi 2 set. Non riesce a recuperare forza ed energia e concentrazione la squadra di Volley Veneto Benacus ed è sotto di 4 a 3 in questo quarto set. Pallone fuori, 4 pari. Smanacciata del giocatore numero 5 Gabriele Croce, che permette a Volley Veneto di recuperare il pareggio del 4 pari in questo primo set. Davide De Giorgio, il servizio, l'opposto veronese. In float, buona la ricezione, possibilità di attacco. Ancora con il giocatore numero 9, Meggiolaro Tommaso. Quindi 5 a 4 per i padroni di casa. Mazzola, Garro, la palla ancora nel campo di Volley Veneto, De Giorgio, palla fuori, 6 a 4.
Mazzola, Garrò, 7-4. Mazzola, De Agostini, 7-5. Al servizio Sasha Tarocco. Mazzola, Garrò, Mazzola, la palla ancora nel campo di Anodica Scaligera. Errore, 7-6. Errore, non si sono capiti il palleggiatore, il giocatore con il numero 16 Michele Garda con l'opposto Cristian Roncolato e hanno regalato il pallone del 7-6 a Volley Veneto Benettus, che ringrazia e rimanda Mazzola, scusate, Tarocco fuori dai 9 metri per il suo servizio. Sette pari, muro di Cristian De Agostini e di Filippo Garrò. L'attacco del giocatore con il numero 7 Casarotto non passa e Volley Veneto recupera il 7 pari ancora con Sasha Tarocco al servizio. Mazzola la mette giù 8-7 con grande difesa e grande recupero. I ragazzi di Adriano Fin sono partiti dal -3, sono passati sul +1. Ancora Tarocco al servizio, 8-7 per Volley Veneto Benettus in questo quarto set. Ace, 9-7. Zona di conflitto tra 5 e 6. Non si muovono i difensori della formazione di casa. Il giocatore numero 5 Croce, il numero 9 Meggiolaro Tommaso. Michele Viola, la alza per De Giorgio che deve regalare una free ball nel campo di Anodica Scaligera, possibilità di attacco, muro a 2. Questa volta la passa l'attacco da posto 4 del giocatore numero 9 della formazione di casa e porta il punteggio Meggiolaro Tommaso e porta il punteggio sull'8-9 concedendo al giocatore numero 15 l'opposto Roncolato Cristian nell'area fuori per il suo servizio. Cristian De Agostini la tocca quel giusto per riuscire a portare a casa il punto numero 10 e di andare fuori dai 9 metri per il suo servizio. Cristian De Agostini, 11-8. Time out, chiesto la panchina di Anodica Scaligera.
Rientrano in campo le due formazioni sul punteggio di 11-8 per Volley Veneto Benacus, con De Agostini al servizio. Ancora attacco da posto 4, 10, 9 a 11. Tarocco, Mazzola la butta di là, la palla nel campo di Anodica. Un attacco ancora in pipe di Anodica Scaligera, 10 a 11, da almeno 3 almeno 1. Volley Veneto non risponde. Palla ancora nel campo di Anodica. 11 pari. Sasha Tarocco, Garrò, De Giorgio, mani fuori, 12 a 11. Garrò al servizio, Flot, buona la ricezione. Dodici pari. Tarocco, Garrò, De Giorgio, 13 a 12. Tommaso Mazzola fuori dai 9 metri per il suo servizio. Dai ragazzi, forza Volley Veneto Benacus. È il momento di tirar fuori le unghie. Grande muro di De Giorgio che porta a più 2, 12 a 14. Questa volta il posto 4 è stato ben coperto. La formazione veronese si porta sul più 2, concedendo ancora a Tommaso Mazzola di andare fuori dai 9 metri per il suo servizio. La palla ancora nel campo di Volley Veneto. E 12, giocata intelligente di Sasha Tarocco che ha cercato il lungo linea spiazzando tutta la difesa avversaria e portandosi sul più 3. Ancora un attacco da posto 4, 13 a 14 a 15. 13 a 15, dice il tabellone.
Al servizio la squadra di Anodica Scaligera. Mazzola, Michele Viola, la alza per Sasha Tarocco. La palla ancora nel campo di Anodica, possibilità di attacco. 14-15. Polveri bagnate per i veronesi questa sera. Partita in sofferenza dal partire dal terzo set, con i padroni di casa che stanno dimostrando di essere comunque una squadra competitiva, sfruttando al massimo gli errori dei veronesi. 14-16. Albrigo al servizio. e 16. Muro a 2 non tiene. Partita si rigioca 15-16. Si rigioca 15-16. Mazzola, Garrò, la palla ancora nel campo di Anodica che ha la possibilità di attaccare, però con l'errore del giocatore numero 9 Meggiolaro Tommaso, che sparacchia la possibilità di pareggio. 15-17. De Giorgio ancora al servizio, ancora più 2 per Volley Veneto Benetton. Fribone nel campo di Volley Veneto. Taroccola mette giù, più 3, 15-18. Ancora un malinteso con l'opposto di casa, ne approfitta Volley Veneto Benetton per chiudere il punto e portarsi sul più 3. De Giorgio al servizio, 15-18. Chiamato palleggio, errore in palleggio, time out chiesto dalla panchina di Anodica Scaligera, chiamato a doppia al palleggiatore, più 4 per Volley Veneto, 30 secondi di pausa. Invasione ancora del palleggiatore, terzo errore consecutivo.
volta il servizio è fuori, 16-20. Mazzola, Garro, De Agostini, 21. Pallone fuori di Sacha Tarocco, 17-21, ancora 4 punti di distanza. Mazzola, 17-22, bell'attacco del mancino da posto 4 e porta a più 5 i punti. Cristian De Agostini fuori dai 9 metri per il suo servizio. Grande muro di Tommaso Albrigo, 17-23. Ancora Cristian De Agostini fuori dai 9 metri. Errore al servizio, 18-23. Al servizio il giocatore numero 9. Tommaso Meggiolaro, entrato nel corso del secondo set. La palla ancora nel campo di Anodica Scaligera. Viene chiamata doppia a Tommaso Albrigo, 19-23, 20-23. 19-23, segna il tabellone. (19-24), errore al servizio. Pallone incercata la lungolinea di posto 4-5, non avendola trovata il pallone è caduto fuori. 19-24, Filippo Garro al servizio per chiudere il match. La palla ancora nel campo di Anodica. Passa l'attacco del giocatore da posto 4, il giocatore con il numero 5 croce, Gabriele, e porta a 20 punti per la sua squadra. Milo Casarotto al servizio, anche lui è entrato nel corso del secondo set e poi è rimasto sempre in campo. E finisce sul punteggio di 20-25 la partita di Volley Veneto Veneti. Contro Anodica Scaligera, 17ª vittoria consecutiva in campionato, 51 punti per la formazione di Volley Veneto, in attesa dei risultati dagli altri campi, ovvero da Bassano. Ricordiamo che delle partite sono state giocate alle 17:30 con Monselice Piove 1-3, Padova Cornuda 3-1 e Venezia Sefamo 3-0. Prima di
se per caso ci sono novità i risultati dagli altri campi. Bassano Astra 3-1, quindi rimangono ancora 7 punti di distanza tra le due veronesi, non c'è ancora, mancava solo il nostro risultato, quindi possiamo dare il risultato: Verona vince Volley Veneto Venacus contro Anodica Scaligera in casa di Anodica per 3-1, gli altri risultati: Olimpo Volley 3-2, Monselice Piove 1-3, Bassano Astra 3-1, Padova Cornuda 3-1, Venezia contro Sefamo 3-0, con una classifica che vede Volley Veneto a 51 punti, Bassano a 44, Cus Venezia a 36, Cornuda a 31, Piove a 28, a Volley 27, Olimpo 26 e nelle zone calde della classifica Astra a 22 punti, Padova a 21, Monselice e Anodica a 10 punti e Sefamo a 0 punti. Io vi saluto, ci risentiamo per la prossima partita in casa di Volley Veneto Venacus, ricordando che i ragazzi sono ancora a punteggio pieno a 51 punti. Buona serata e ci risentiamo per la prossima partita.